Come possiamo notare è molto dura la compressione, molto resistente. Decor Racing One è il nuovo prodotto della linea Decoriamo Noi. Stiamo parlando di pavimento in resina poliuretanica, cioè andiamo dal primer poliuretanico alla finitura poliuretanica, quindi è tutto un ciclo poliuretanico. Il poliuretanico è un materiale ottimo, è molto resistente all'abrasione, al graffio, quindi difficilmente questi pavimenti si graffiano. E qui vi presentiamo anche la nostra nuova cartella colori, che possiamo fare tutti i pavimenti. Questo materiale vi ricordo che va bene sia per pavimenti che per rivestimenti, quindi bagni, docce, pavimenti di grossi negozi, alberghi. È molto resistente, ripeto, è molto flessibile perché il poliuretanico è molto flessibile. Adesso vi faremo una dimostrazione di una stanza, tutto il ciclo completo, dal primer fino alla finitura. Primer medio per la nostra Decor Racing One. Questo primer è ideale per pavimentazioni lisce. Laviamo bene le piastrelle, poi prendiamo la nostra spatola flessibile da 0,3 e andiamo a spalmare bene a zero questo primer qua. Quindi andiamo ad applicare il nostro primer poliuretanico, esente da odori. Andiamo proprio a spalmarlo a zero. In questo caso qua stiamo ricoprendo una vecchia resina . Il mio consiglio di quando usiamo Decor Racing One, dal primer alla resina, è di usare le nostre Lutz Flex, sarebbe una spatola flessibile 0,3. Questo è l'ideale per fare questo lavoro qua. Trascorse le nostre 2 ore di Uniprimer M, siamo pronti a utilizzare la nostra Racing One. La nostra Racing One è sempre base poliuretanica con degli inerti minerali. In questo caso abbiamo scelto dalla nostra cartella essenze cromatiche questo colore, l'abbiamo schiarito di un 30%. Quindi adesso ripartiamo con la nostra spatola Lutz Flex da 3 mm, ripartiamo e andiamo a spatolare tutta la prima mano. Abbiamo appena terminato la nostra prima mano di Racing One, quindi possiamo attendere tipo le 3-4 ore e siamo pronti per la seconda mano, oppure se non abbiamo più tempo torniamo il giorno successivo. Piccola carteggiatina, bella spolverata fatta bene e si riparte con la seconda mano, o
grana media, come in questo caso che andremo a finirlo in grana media perché mi piace toccare al tatto un po' l'effetto rustico, oppure c'è la grana fine che va proprio a chiudere tutto e diventa molto più liscio. Come potete vedere è veramente resistentissima, cioè non si buca neanche veramente con uno scalpello, quindi è veramente molto dura e resistente. Ripeto, prima mano, aspettiamo 3 ore, lieve carteggiatina con la 120, giusto a togliere se è rimasto qualche crestino, e andiamo avanti con la seconda mano. La seconda mano andiamo proprio a tirarla a zero, perché in prima siamo andati bene in copertura, la seconda la andiamo proprio a schiacciare. Ripeto, noi stiamo dando media su media, quindi non stiamo usando la fine. Mi piace un po' l'effetto un po' materico a terra, ecco, media su media. Passate le 3-4 ore, dipende dalla temperatura che abbiamo effettuato alla seconda mano, lo andiamo a carteggiare bene con la 120, perché questa è una grana media, quindi la 120 quando grattiamo bene si alliscia benissimo. Una volta finita la nostra Deco Racing One, siamo pronti con la nostra finitura, sempre base poliuretanica. Andiamo a miscelare bene la base A, dopodiché per fare una stanza di circa 25 metri quadri andiamo a utilizzare 2 kg di componente A. Andiamo a versare il nostro componente B. Il componente B, il rapporto è 128. E andiamo a miscelare. Ci prendiamo il nostro agitatore a bassi giri. Aggiungiamo un 5% d'acqua. Lo lasciamo riposare dai 5 ai 10 minuti. Trascorsi i nostri 10 minuti che abbiamo miscelato i 2 componenti, prendiamo un rullo a pelo raso e andiamo a resinare la prima mano della nostra resina poliuretanica.
Trascorse le nostre 24 ore siamo pronti per la seconda mano di resina poliuretanica all'acqua. Quindi la prima mano siamo andati in questo senso qua con il rullo, la seconda mano andiamo in questo senso qua con il rullo, così incrociamo le mani e non si vedono tanto le rullate a terra. Dopodiché il nostro lavoro è finito. Trascorse le nostre 24 ore dalla seconda mano della resina opaca che abbiamo eseguito a rullo, il nostro pavimento è completato, al tatto è veramente bellissimo. Ecco il nostro lavoro finito.